and God saw that it was good. Your Excellency, Reverend brothers and sisters, ladies and gentlemen, good evening. On behalf of the Interdiocesan Environment Commission, I welcome you to this opportunity to recall and reflect on the challenges put forward by Pope Francis Laudato Si, close to 4 years after its publication. In the liturgy of the day, we are currently reading from the book of Genesis. As we contemplate the various episodes of creation, we can imagine God admiring his great work with a glow of happiness on his face, seeing that everything was good. Indeed, we finally read in verse 131, God saw all that he had made, and behold, it was very good. And it seems God was so elated at the great wonders he had just performed that further down we read, the Lord God took man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And I can again imagine God, this time round, biting his fingernails, not forgiving himself, repeatedly asking, what made me do it? But really, should we put the blame for the environmental degradation we are seeing on this line of the Bible? Did God entrust man with a responsibility he was incapable of carrying out? Why did God do it if he knew that he would be let down? Should we be excused for not taking God's trust in us seriously enough? That's precisely what Professor José Carlos de Miranda came all the way from Portugal to discuss with us tonight. Professor de Miranda is a Doctor of Philosophy in Theology from the Istituto Patristico Augustinianum at Rome, and philosophy from the University of Lisbon. He is a professor at the Portuguese Catholic University, Braga. As a researcher, he currently collaborates with the Center of Philosophy of the University of Lisbon under the direction of Professor Pedro Calafate in the project De Restitutione, coordinating the edition of unpublished Latin manuscripts of the Renaissance masters of the universities of Coimbra and Évora, in whose theories about dominium, which is dominion, control, ownership, he finds valid assumptions for contemporary environmental ethics. This is not the first time that Professor de Miranda is in Malta. His past engagements here have always been as a singer. And I have been told a very good one at that. But perhaps we shall have the opportunity to appreciate this other talent some other occasion. Professor de Miranda would like to this session to be an interactive one. So he'll give a short delivery of what he has to say, and then eventually we are all invited to discuss. Please join me in welcoming Professor de Miranda. Thank you. Thank you. Thank you very much. If I may sit, because during the afternoon I had to visit St. John's Cathedral. 3 hours, marvelous hours, 3 hours. Walking, naturally. First, I must thank the Commission Talambient for inviting me, and to thank my university who made possible to be here with you this evening. I had the idea of this conference reading those Latin manuscripts about the right of property and about dominium and about the thesis De Restitutione,
it was a very important thesis those times, because talking about property and the duty of restitutio, this thesis was applied to the occupation of America. And it had a great influence in the legislative frame of Native Americans in Spanish America. Nowadays, even nowadays, these theses have been applied in the restitution of serious pieces of land to the Indians. So reading these ancient moralists about the dominion that God gave to the humankind, I found myself thinking, it's amazing, because I'm finding, or they read Laudato Si, or Pope Francis read these guys, but these were manuscripts, so it is not really a possibility. But there are so much resemblances that I had the idea to propose to the university to come here about Laudato Si, but the ideas, I'm reading the Laudato Si through the perspectives of these Portuguese authors of Cinquecento. So, as you see, my English is not so much fluent, so I prepared the text. And I'm so sorry, because I had to read it. Having been told that he had failed the exam, a student who had skipped lessons justified this failure, saying to me, "It all started when my dad bought me the car. Fateful hour." Is the ecological problem the Bible's responsibility? In fact, it all started when the Bible states that dominion on the earth had been granted to man. Fateful hour, shall we say? The encyclical Laudato Si is a call for humanity to shoulder moral responsibility and not to renounce the prerogatives of personhood. For this to come about, humanity has to accept the truth of being part of creation. Pope Francis' second encyclical, named Laudato Si, which is the anaphoric formula of St. Francis of Assisi's Canticle of Creatures, starts off by reviewing the ecological teaching of the church leader who deserved the title of Green Pope. Pope Benedict asked us to recognize that the natural environment has been gravely damaged by our irresponsible behavior. The environment has also suffered damage. Both are due to the notion that there are no indisputable truths in our lives, and hence human freedom is limitless. We have forgotten that man is not only a freedom which he creates for himself. Man does not create himself. He is spirit and will, but also nature. Now, I quote the encyclical, with paternal concern, Benedict urged us to realize that creation is harmed whenever we ourselves have the final word, where everything is simply our property and we use it for ourselves alone. The misuse of creation begins when we no longer recognize any higher instance than ourselves, when we see nothing else but ourselves. For some 200,000 years, the communities of our species blended seamlessly into their ecosystems. Predators of the available flora and fauna, our ancestors were forced to limit their social scale, I mean both culturally and demographically speaking. So they were forced to limit their social scale to the fragility of nomadic life. It would seem that they give us the image of full harmony between man and nature.
but it was a harmony at man's own expense. Man adapted to the environment and expressed this relationship, treating it as it was a person. The elements of nature, which he visibly depended on every day, were the gods he adored. It was necessary to transfer to the stars such a realistic sense of dependence for our distant ancestors to master long-time cycles, to learn to predict them in calendars, and to domesticate plants, that is, to practice agriculture. It was only 10,000 years ago that agriculture allowed for sedentary life to develop and opened the way to the emergence of the city and the great civilizations that inaugurated history already by the 3rd millennium before Christ. But even so much closer to us, in the 12th century, the Benedictine invention of the mechanical drift mill, wind or hydraulic, already disseminated in southern Europe since the 7th century, was still scarce in the north. Because in the German religious psyche, the wind held strongly to its divine nature, and therefore, how could a divine being be harnessed to do work for you? In a way, you could say, and I saw it in a map, you could say that Christianization and mechanization were directly proportional and proceeded hand in hand. In fact, meanwhile, mankind had come to know a different religious experience, that of a divinity that existed before nature and was greater than the celestial bodies, a God identified with absolute being, called I Am, Yahweh, a God who entrusted the care of everything into the responsibility of a special creature, a personal creature, made in his image and likeness, to worship him alone, to whom all things belong. This began as a narrow ethnic experience, but with Christianity it became universalized. And in a rhythm that today we would say exemplary sustainable, over the 1,000 years that we usually call the Middle Ages, Western man was weaving a scientific and technical culture that allowed him, in fact, to dominate the earth, respecting at the same time its rhythm and its laws. It was only recently, after the modern revolutions, liberal and industrial revolution, that the earth started to falter under man's dominion. In fact, it was a new form of domination, that of modern man, exalted by his pretension of absolute autonomy, so proud of the house that he himself had built, which is culture, that he forgot that the common home received by grace, nature, was no less his house. Ekos in Greek, oikos. Thence, next to the mirage of the omnipotence of the technique, and in spite of it, in a moment of sanity, backing off from the precipice, we observe the development of a warning signal which we came to know as ecology. But, alas, fear is not a good counselor, and much of the ecologist's discourse grows dangerously in a post-modern man, frightened by the ravages of his irresponsible behavior and seduced by a sort of child regression. I explain, imagining himself in a very modern way, imagining himself as a person separated from nature, but at the same time deeply influenced by his own dependence on nature, he is ready to worship her again, to the point of sacrificing himself to her through demographic implosion. I noticed this morning that in Malta, very few people maybe know VEMT, Voluntary Human Extinction Movement.
maybe this movement is not present at Malta. It's present in Portugal. So it's a kind of new sacrifice to a divine nature. They have religious motivations, of course. In any way, in the meantime, the so-called biocentric ethics are dissipating dangerously, are dissipating the very notion of the ontological discontinuity between person and biosphere, on which the objectivity of human rights is based. Now I will come back again to the encyclical. Laudato Si is an alternative ecology. Hence the subtitle on the care of the common home. The symptoms that the encyclical identifies are the same. Never have we so hurt and mistreated our common home as we have in the last 200 years. I quote the encyclical. Then the text also points out to the most common prognostic and therapeutic proposals. To face these wounds, I quote, at one extreme we find those who doggedly uphold the myth of progress and tell us that ecological problems will solve themselves, simply without the application of new technology and without any need for ethical considerations or deep change. At the other extreme, I still quote, are those who view men and women and all their interventions as no more than a threat, jeopardizing the global ecosystem, and consequently the presence of human beings on the planet should be reduced and all forms of intervention prohibited. But this kind of prognosis is attributed essentially to a diagnostic mistake. The Earth was here before us, and it has been given to us. This allows us to respond to the charge that Judeo-Christian thinking, on the basis of the Genesis account, which grants man dominion over the earth, has encouraged the unbridled exploitation of nature by painting man as necessarily domineering and destructive. The Bible is incompatible with the notion that our being created in God's image and given under dominion over the earth justifies absolute dominion over the creatures. The earth is the Lord's, says the psalm. To him belongs the earth with all that is within it. Thus, God rejects every claim to absolute ownership. The text tells us to till and keep the garden of the world. Tilling refers to cultivating, plowing, or working, while keeping means caring, protecting, overseeing. And this implies a relationship of responsibility between human beings and nature. So responsibility is the key word of the encyclical, in my perspective. Now, responsibility and responsible comes from responding, which means to answer. You only answer to someone in front of you. I don't quote anymore, now I interpret. If modern man behaved irresponsibly, was it not precisely because, in contrast to the medieval one, he no longer had no one before whom to answer for his cultivation? For this reason, a prudent ecological discourse cannot but be a theological discourse. That is, a call to put God the Creator back on the horizon of human existence. I quote again, in a spirituality which forgets God as Creator, we end up worshipping earthly powers, or ourselves, usurping the place of God. The best way to restore men and women to their rightful place, putting an end to their claim to absolute dominion over the earth, is to speak once more of the figure of a father who creates and who alone owns the world. Otherwise, human beings will always try to impose their own laws and interests on reality. So therefore, the fate of our common home will not change
whenever we consider ourselves autonomous, whenever we exclude God from our lives or replace Him with our own ego, whenever we think that our subjective feelings can define what is right and what is wrong. So we can conclude, the ecological discourse cannot be but a theological discourse. I think it's the main thesis of the encyclical. The message of Laudato Si' doesn't end here. It would seem to end here, but it doesn't. Because there is a point one I find that I'm convinced that in the long term will demonstrate to be the most prophetic one. In fact, at this point, I think we can and we must go further. Yes, the earth is in danger whenever we think that our subjective feelings, I quote, can define what is right and what is wrong. But what if we think that our subjective feelings can define what we are? What if our own body is irrelevant in the definition of the self? In today's neo-Gnostic climate, we shall lose the ecological battle if we don't fight first the anthropological battle. Because, let us not deceive ourselves, human body is nature. And the way man treats his own body will always be the way he treats nature. Thank you. So now I would like to develop some points which were very concentrated. Reading, we always concentrate our ideas, and I would like to develop it, but I'd like to develop it stimulated by your own questions, if it is possible. Yes. Please, madam. In paragraph 14 of Laudato Si, the Pope says something like, I want to have a dialogue with everybody. I'm myself an Anglican and a Franciscan churchly, and do you think that the Catholic Church is having enough dialogue, not only within its own structures, but with the other churches and the non-Christian faiths, given the urgency of the current situation, as most recently expressed in the IPCC report on 1.5 degrees? May I be not so in confidence. I heard that you, madam, is a polyglot. Who? You, madam, you are a journalist, aren't you? Yes. Because when you entered in this room with your brilliant Briton accent, I thought, oh boy, oh God, an English lady. So I won't speak Italian because she doesn't understand Italian. Yes. Oh, I heard. No, in fact, my friend told me, no, don't be afraid. She's an English lady, but she's a polyglot. So if you don't mind, could I change? Naturally, you can speak English with me, but if you were so kind as to allow me to speak in Italian, because it's my second language. Allora, grazie. Lei ha toccato un punto essenziale dell'enciclica, perché questa enciclica è rivolta a tutti gli uomini di buona volontà, non è rivolta, nella tradizione delle prime encicliche, non è rivolta ai vescovi, ai fedeli, questa è rivolta a tutti. Tutti vuol dire anche i non credenti. Però è un dialogo molto onesto, perché assume il punto di vista del credente davanti al non credente. E io credo soltanto, e sembra che Papa Francesco pure, al dialogo onesto, cioè in cui ciascuno
assume pienamente la sua posizione ed è trasparente nella sua posizione. Allora il Papa da credente cosa dice al non credente? Dice che lui finirà per credere comunque, in qualunque cosa. E gli dice che non sta andando nella strada giusta, che se dimentica un Dio trascendente al mondo, finisce per adorare il mondo. Ecco, questo è il messaggio. E credo che questo non è contro il dialogo, questo è onesto. Cosa può dire il non credente? Il non credente può studiare la storia dell'umanità e riguardo alla crisi ecologica, cosa può scoprire il non credente? Può riconoscere un legame molto intimo tra la religione del Dio trascendente, cioè l'esperienza religiosa biblica, che è un'esperienza di una religione rivelata, e lo sviluppo tecnico dell'umanità. Questo link, questo nesso è lì, ben intimo, e questo nesso lo può scoprire qualunque, soprattutto il non credente. Cosa rischia il non credente di sentire dopo questa scoperta? Quando qualcuno di noi, quando gli fanno male i denti, ha la tentazione di strapparlo. E ho sentito che prima c'erano dei dentisti così, oggi per fortuna. No, il dente bisogna trattarlo, non bisogna strattarlo. Perché una gran parte del discorso ecologico del panico di oggi è la tentazione di strappare il dente. Noi non vogliamo più avere a che fare con il dominio della natura, ma come no, se noi siamo la parte della natura che è responsabile per il tutto della natura. Non possiamo scampare a questa responsabilità. E perciò il dialogo di un credente con il non credente riguardo alla natura è innanzitutto un dialogo, è ricordargli che lui è natura. Prima, che lui è natura. Però non può tuffarsi nella natura e dimenticare che lui è più che natura, che è anche cultura. Perché l'uomo non è complesso, anche a bambini. Io spiego questa cosa ai bambini abbastanza facilmente. Io dico, l'uomo è un animale. Animale, noi in filosofia diremo che è la sua dimensione immanente, ma anche una persona. Non sono due cose, è una sola. E allora, dov'è che noi siamo animali? Nel nostro corpo. E quel punto che io sostengo che è il più profetico dell'enciclica, 1.50 o 150 o 155, chiama l'attenzione proprio sul rapporto tra uomo e natura come qualcosa da impostare nei termini del rapporto tra uomini e il suo corpo, tra l'uomo e il suo corpo, perché la natura che noi sperimentiamo direttamente è il nostro corpo. Oggi c'è un clima neognostico, nel senso che movimenti culturali dell'uomo nostro contemporaneo cercano di espulsare, cacciare via la corporeità umana dal regno della personalità. La persona viene identificata con la mente e il corpo sarebbe una cosa che noi usiamo a nostro piacimento, sovrano piacimento. Se applichiamo, adesso in italiano posso parlare tranquillamente e liberamente, se applichiamo i presupposti della gender ideology alla natura, cosa succede alla natura? Diventa una cosa da sfruttare, da manipolare, una cosa vuota di senso, una cosa che non può essere fonte di normatività. E dunque la triste sorte della natura dell'uomo moderno è la triste sorte del corpo umano, soprattutto del corpo umano malato, del corpo umano debole, eccetera. Dunque l'enciclica è pieno di un messaggio dialogante ma onesto. Proprio io direi che non va abbastanza lontano, cioè questo punto lo tocca soltanto una volta in quel punto,
proprio perché sa che è forse un punto in cui il messaggio del Dio rivelato, in cui la natura è una fonte di normatività, perché ci precede, il nostro corpo precede la coscienza, dunque la natura precede la personalità, nel senso che la personalità dunque può gestire la natura dentro del rispetto delle leggi della natura. Togliete natura, mettete corpo umano. Dunque, questo messaggio il Papa sa che è forse il punto in cui il messaggio urta di più con la cultura contemporanea. E perciò, suppongo, interpreto io, è così mite nel trattare questo argomento. Proprio per la preoccupazione di non allontanare l'interlocutore del dialogo. Non so, è un'interpretazione. Dica. In inglese se le preferisce. You were making a reference to non-believers and believers. I think the problem at the moment in this world is that if you tell Mr. Trump or Mr. Bolsonaro or Salvini that they are non-believers, they will be offended. Mm-hmm. These are the believers who really proclaim God as being their standard. They are the ones who are really making huge disruptions, I mean, in the environment with, God knows, I mean, the impacts will be very long, if they stay in power for very long, let's assume that as well. The problem that I see at the moment is actually not between believers and non-believers, it's about and this is across all cultures and countries, is whether facts are facts or whether facts have become subject to interpretation. And that is the problem. I mean, scientific facts and projections and forecasts are crystal clear when it comes to climate change. But still, Bolsonaro has decided to change policy, Trump has dumped the Paris Agreement, and other governments are doing the same. So it's really, we have arrived at that stage where a group of people, and they are very powerful, and other people who support them who are very powerful on their own terms because they have resources, have come to that stage where they are self-sufficient. And this is maybe the greatest sin of all of our modern age, when man feels that he is self-sufficient, which at that stage there is no need to say our Father anymore, because we are self-sufficient. We don't ask our Father to give us our daily bread. So this close group of people who are across the globe, they are determining policy, which is based on their own needs. But at the same time, they challenge the facts as established by the scientific community. I don't know how you can address. I don't expect you to give me an answer. Yes. But how would you challenge, I mean, this culture where facts are challenged all the time? I mean, we don't need to go into it's across all political spectrum and across all issues. I mean, there's no need to look much apart than Brexit. I mean, people know that they are going to arrive at a cliff edge, but still, yes, we can do it. But I mean, it's for me, this is the greatest challenge. I mean, when man has arrived at this stage, when facts are so clear, but still we dump them. Let alone we dump God that we don't see every day, you know. Facts are there, but still, I mean, Io direi che per sfortuna le grandi democrazie mondiali che alternano, naturalmente dobbiamo essere preparati per questo tipo di alternanza, nessuna di loro ha in testa qualcuno proveniente da una cultura cattolica. Sì, i due nomi che lei ha menzionato vengono da una cultura evangelica che facilmente, so se è un po' duro dirlo, ma facilmente riesce ad invocare Dio invano. Questo è il rischio. Questo è il rischio. Il Papa nell'enciclica usa un ritornello molto insistente che tutti noi dobbiamo ascoltare.
che la Chiesa non ha competenza per decidere, per interferire direttamente sul dibattito scientifico. E non so se lei ha letto attentamente quando è uscita, già qualche anno, però io mi sono accorto che sul merito scientifico, sui dibattiti scientifici in corso, l'enciclica non è molto coerente, perché ci sono due grandi task force ecologica oggi, una riguardo alla antropogenesi dei cambi climatici e l'altra riguardo ai rischi della manipolazione genetica. Si vede che ci sono diverse mani nella stesura dell'enciclica perché insiste che la Chiesa non ha competenze e non si deve pronunciare direttamente nel dibattito scientifico, però assume che c'è un grande consenso riguardo alle questioni climatiche. Invece non lo assume, ma io credo che c'è questo grande consenso anche riguardo alla questione dei transgenici, soprattutto per gli effetti sociali disastrosi. Si vede dunque che il principio teorico, che noi non entriamo in questo merito perché la scienza ha il suo metodo, deve dibattere, soprattutto con libertà e onestà, però poi in realtà prende partito da una parte e dall'altra. Adesso io le rispondo dal mio punto di vista. Lo so che la questione è molto grave perché è la sopravvivenza o meno dell'umanità. E dunque, proprio perché lo so, credo che non c'è bisogno che ci sia consenso scientifico riguardo a una materia così grave. Il classico principio della precauzione dovrebbe essere sufficiente per garantire a tutti, presso tutti gli uomini di buona volontà, dovrebbe bastare per garantire che dobbiamo trovare nuovi modi di sviluppo, che il Papa chiama circolari. E dunque, nel rispetto dei ciclici naturali, cambiare, e questo potrebbe significare che noi che appartiamo ai 20% dell'umanità privilegiata dovremmo rinunciare dai nostri privilegi. Io non so se i climatici, non sono un esperto, e dunque io non so se i cambi climatici sono direttamente causati dall'effetto serra, ma non ho bisogno di saperlo, perché basta che ci sia una possibilità che lo siano, che allora noi dovremo stare attenti. Io non so sicuramente quali saranno gli effetti a lunga scadenza della manipolazione genetica dei cereali. Il mais, grande parte del mais che stiamo mangiando già viene alterato. I contadini poveri sono forzati a comprare semi, da sempre dono gratuito. Nel Rinascimento sarebbe inconcepibile che un contadino dovesse comprare i semi patentati come un prodotto. Un seme è un dono naturale, non è un prodotto industriale. E dunque questo è alla lunga, noi sappiamo che alla lunga non controlliamo tutti i fattori per garantire che non stiamo creando problemi più grandi di quelli che stiamo cercando di risolvere, perché mi vengono con l'argomento di risolvere la fame dell'umanità. Beh, qui è facile rispondere che l'umanità produce troppo cibo e lo spreca. Non è una questione di produzione, non è una questione tecnica, è una questione etica, la distribuzione del cibo. Dunque il principio di precauzione dovrebbe bastare. E poi in realtà siamo onesti. Io ho preso un aereo per venire qua. Ma se noi vogliamo veramente cambiare il modello di sviluppo, ogni volta che una squadra di calcio va dalla mia città, in Russia, ci sono centinaia che si spostano per vedere un pallone. Forse dovremmo, il Papa lo dice chiaramente, forse dovremmo imparare a rinunciare a
un modello di sviluppo e questo in un certo senso ci fa riscoprire i valori dell'ascesi. E ci sono segni che l'umanità lo sta scoprendo. Dobbiamo però essere consci che ogni profeta deve clamare nel deserto. Lei si sente clamare nel deserto, chiaramente, no? Nel senso che l'alternanza democratica talvolta trasforma, noi rischiamo di trasformare in un dogma che i cambi climatici non hanno causa umana, perché politicamente interessa che non lo abbiano. Ed è ugualmente insensato trasformarlo in un dogma, sia per il sì sia per il no, quando eticamente tutto sta nel principio di precauzione. Però il principio di precauzione come lo può sentire un non credente? Perché diciamo noi precauzione perché? Perché pensiamo alle generazioni future. Sì, perché per molto che noi guastiamo l'ambiente, per la mia generazione io me la son cavata. Io ho sfruttato il meglio, per la mia generazione non c'è più un granché da perdere. Beh, se pensiamo in 20 anni, diciamo. Dunque, il principio di precauzione funziona se noi guardiamo alla lunga scadenza, e dunque guardiamo i nostri discendenti. Ma i nostri discendenti non esistono. Se non esistono, non hanno diritti. E perciò, ecco, un punto di più, questo non lo dice il Papa nell'enciclica, ma potrebbe dirlo benissimo, perché nello spirito c'è, che se l'uomo continua nella strada della non credenza, cioè della rimozione del trascendente, della rimozione di una natura normativa, perché è intelligibile, non bisogna andare a un Dio creatore rivelato, no, come nei diritti umani. Basta riconoscere che la natura non l'abbiamo fatta noi e che è intelligibile e siccome funziona per fare il telecomando e noi rispettiamo le leggi sue per fare il telecomando, dobbiamo rispettare le leggi sue per fare la civiltà, tutto il resto della civiltà. Però se l'uomo continua massificando la non credenza, non avrà ragioni per avere generazioni future o per rispettarle, perché non esistono. L'unico modo per le generazioni future, perché le generazioni future possano avere dei diritti, è che stiano nel cuore, nella causa, direbbe Aristotele, nella causa formale, dico io da credente, nel cuore di Dio che già le ama. Ma se non c'è questa possibilità di riferimento trascendente al mondo, le generazioni future chi se ne frega? E non esistono, infatti. Dunque, spesso sento argomentare in questa materia con i diritti. Io faccio sempre questo appello. Occorre essere sempre molto attenti a usare il termine diritti. In ecologia anche, perché prima pervertiamo la nozione di diritto e poi sono un po' inutili. In questo caso è un po' inutile, perché le generazioni future, cioè basare il nostro cambio comportamentale sui diritti delle generazioni future è un argomento debole. E quando usiamo degli argomenti deboli, indeboliamo tutta la nostra causa. Perciò io di solito, questo sarebbe un altro argomento, ma è molto comune anche parlare in diritti degli animali, pensando che con quello miglioriamo le condizioni degli animali. In realtà, dagli anni 70 che se ne parla, in ambito accademico, adesso se ne parla già in grandi, ci sono pure dei paesi che hanno istituzioni per sorvegliare i diritti degli animali, eccetera. In realtà questa terminologia proviene da Princeton,
da un filosofo chiamato Peter Singer, non so se è un tale Tom Reger, non so se avete sentito parlare, uno dei filosofi più venduti al mondo, che ha scopi ben precisi e lui li confessa. Il suo scopo è una umanità nuova, indistinta dalla biosfera e dunque sprovvista da basi oggettive per avere dei diritti esclusivi. Dunque, per non avere diritti umani, ogni specie vivente deve essere misurata dalle sue proprie potenzialità, per cui un gatto sano varrebbe di più di un uomo malato. Un pollo sano varrebbe di più di un bimbo mongoloide o con trisomia 21, per esempio. E lui difende veramente che bisogna togliere le cavie dei lavoratori per metterci, per esempio, gli anziani con il morbo di Alzheimer, perché tanto quelli là non valgono più nulla, perché non sono più persone. È la morte della metafisica. E c'è stato un unico paese, questo filosofo ha fatto fortuna in tutta l'Europa, tranne in un paese che poi potete indovinare sicuramente, in Germania, perché se ne ricordano ancora. Però in Spagna acclamatissimo. E dunque, cosa è successo agli animali da quando questi poveri ecologisti, che il Papa avverte, state sulla strada sbagliata? Cosa è cambiata nella sorte dei nostri poveri partner della creazione? Sono sempre più maltrattati, sempre più sfruttati, ridotti a cose. Ci sono bambini a New Angel, a Los Angeles, in un sondaggio recente, che credono che il pollo sia un prodotto da supermercato. E dunque gli animali stanno diventando cose, sempre peggio, sempre peggio. Cosa dunque siamo riusciti a conquistare con la retorica dei diritti? La retorica è sempre pericolosa perché può essere mal usata. Non so se siete stati già in un treno, quando siamo in ritardo. Beh, qui a Malta non ci sono i treni. Ma in un treno, quando il treno è in ritardo e noi siamo molto ansiosi per partire, ci rendiamo conto che il nostro treno è fermo, invece era quell'altro che si stava muovendo. Allora, i diritti degli animali e i diritti umani sono in realtà due treni incompatibili e gli animalisti sono gli ecologisti non credenti. Gli animalisti finora sono riusciti a far muovere indietro il treno dei diritti umani. Questo sì. Invece il benessere degli animali? Fermo. Fermo per essere ottimisti, perché l'allievo intensivo degli animali ridotti a cose, ridotti a prodotti, si sta aumentando. Noi mangiamo sempre più carne, contro la nostra propria salute. È tutto montato sulla e adesso vedete come per i vegetali c'è più rispetto in questa cultura. Perché gli animali ci ricordano, gli animali mammiferi, ci ricordano più noi stessi alla nostra realtà corporea. E dunque noi siamo capaci di rispettare di più. Ma i vegetali, guardate che sorte, ma la sorte dei vegetali è la sorte dei mammiferi e sarà la nostra sorte. Per i vegetali, bio. I pomodori devono essere bio. I nostri bambini sono manipolati geneticamente da piccoli e congelati nei freezer. C'è più rispetto per i pomodori. Allora, questo ecologismo è incoerente, non arriverà da nessuna parte, il Papa ce lo avverte. La natura è tutt'una, il nostro corpo meriterebbe tanto rispetto quanto un pomodoro, il nostro corpo è buono se è bio, non manipolato. Io credo che c'è una grande virtù in un'attività umana che ci salverà dal precipizio, che è lo sport. Solo lo sport ci salverà, perché tuttora lo sport è quel regno dove il doping è ancora peccato. Il corpo umano al naturale è la legge. Lo so che
Lì anche, io ho conosciuto qualche caso, però la gente sta a disagio, qualche caso di atleti maschili che di atleti femminili che con la testosterona artificiale per la sua, diciamo, per il suo profilo artificiale maschile sono riusciti ad entrare in competizioni femminili e viceversa. Però ovviamente nel mondo dello sport la realtà del corpo è necessariamente la norma e dunque è la fonte dell'autenticità. Può darsi che questo ci salve da questo neognosticismo, perché se continuiamo insomma, torniamo a quel punto finale, se continuiamo a disprezzare il corpo umano, finiremo sì per avere pomodori bio, ma non avremo nessuno per mangiarli. Ecco. Scusi. Everything you're saying it's terrible, and we are very familiar with all these issues. I've been thinking a lot about this. What have we lost that we have arrived here? And recently I'm beginning to think that we lost this feeling of reverence. We have no reverence to what is around us, no reverence towards the natural landscape, towards trees, towards the sun rising in the morning. We have lost this awe. And in actual fact, I was very much struck by the title of Laudato Si, in praise of. Even the title says a lot, yes. has a lot in it. Because we no longer feel this praise towards what is around us. I study a lot ancient Egyptology, and it has taught me a lot of things. And one of the things it has taught me is that we think they had a lot of different gods, but in actual fact, they were not gods. They had this idea, if you are walking on earth, you are walking on Geb. So you have to walk with reverence. The sky was Nut. So if you look at the sky, it had something special about it. It was not just the sky. The sun rose, rose. They had psalms and prayers towards what is happening around them. So we have lost all this, you know? And it's totally, also another thing that they have that struck me recently, it was another author that I was reading. They did not have a sense of selfhood in the sense I must have. Yes. It was a collective thing that they looked at things around them in a collective way. And this is also a different psychology of how to live, of how to interact with nature. We don't have this anymore. It's totally gone. Io sintonizzo profondamente con tutto ciò che lei ha detto, ma aggiungerei una domanda. San Francesco d'Assisi avrebbe o meno questo senso di meraviglia e di rispetto che sentiva un antico egiziano davanti al sole? Sì, lo aveva. Beh, allora saremo d'accordo in ciò che dirò di seguito. Tutti abbiamo sentito parlare a scuola, io sono stato educato così, le grandi civiltà che hanno inventato la città, la storia, la scritta, eccetera, le chiamavano civiltà dei grandi fiumi. So se... Sì? Pensavamo alla Mesopotamia, all'Egitto, al giallo di Cina o al Gange dell'India, perché infatti queste grandi civiltà si sono sviluppate nei margini dei grandi fiumi. Però cosa le ha fatto sviluppare? Cosa impediva durante 200.000 anni, se i conti quadrano, cosa impediva agli uomini di vivere come gli egiziani, che praticavano l'agricoltura, dunque praticavano il commercio, dunque avevano delle istituzioni?
Beh, questo implicherebbe vedere cos'è la religione prima. Fatemi vedere, mi controllate per favore. Sì? Bene, non potrò allungarmi su questo argomento, ma è un argomento che mi è molto caro e che è profondamente collegato alla possibile soluzione della crisi ecologica. Perché lei ha toccato che è un soggetto collettivo, vero? Ed è lì che è la ferita, perché l'Egitto, la Mesopotamia o secoli dopo in America i Maya e gli Aztechi, cosa avevano tutti, cosa avevano in comune? Non erano i fiumi. A scuola nessuno mi ha insegnato che in Giappone lo stesso processo allo stesso tempo, cioè liberarsi dalla vita nomade, liberarsi dai stretti limiti dell'ecosistema, di quella vita di sopravvivenza che in alcuni gruppi in Amazzonia si sente ancora, cosa gli ha permesso liberarsi da questi stretti limiti e costruire queste grandi civiltà che tutti ammiriamo, fino a Roma. Io parlo fino a Roma e Grecia, questi grandi imperi dell'antichità. Cosa avevano tutti in comune? I Maya, gli Aztechi, quelli del Perù, mi mancano qui, i Maya e gli Aztechi, Incas di Perù, ecco. Cosa avevano con Mesopotamia, con l'India del Gange, con il fiume giallo in Cina? Non certo i fiumi, in Giappone non c'è fiume, negli Inca non c'è fiume, hanno tutti qualcosa in comune, sì, che hanno imparato a coltivare un cereale. Per coltivare un cereale, non so, io ho saputo questo in un libro chiamato 6.000 anni di pane, è un libro che raccomanderei a tutti perché è lì che ho letto questa mappa della diffusione del mulino a vento e ho visto che dove c'è cristianesimo c'è mulino, dove non c'è cristianesimo non c'è mulino. È lì che ho scoperto questo. Lì mi sono accorto pure, l'autore non lo dice, mi sono accorto pure che una cosa che hanno tutte queste civiltà in comune è che è gente che ha guardato in su. Perché la religione di per sé è l'esercizio, è il linguaggio simbolico della personalità. Cos'è essere persona? Persona è essere un essere che guarda al mondo dal di fuori dal mondo. Questo punto di vista per il quale guardiamo il mondo come se stessimo fuori dal mondo è la coscienza. Questa è la personalità. E nessuno di noi ha scoperto se stesso come persona se non negli occhi di un altro. E la persona si scopre sempre. Per essere persona bisogna che ci sia una persona prima. E la divinità, quello che l'umanità chiama il divino, la divinità è l'altro originario di ogni personalità. E dunque la religione è un linguaggio in cui noi esercitiamo questo essere fuori dal mondo. Dunque, la religione ha in se stessa la ricerca della trascendenza. Però all'inizio l'uomo ha cercato siccome questa persona che sta prima di noi, nel cui sguardo scopriamo che siamo persone, è qualcuno di cui dipendiamo, l'uomo ha cominciato per esercitare questa dipendenza, ovviamente dove essa fosse più ovvia, cioè con la natura. Perciò ha personificato la natura. Cosa successe nel passaggio dal Paleolitico al Neolitico? L'uomo per prima volta ha guardato su, cercando qualcosa più come lui, più personale, e ha guardato gli astri. E infatti in Egitto, in Mesopotamia, in Cina, negli Inca, tutti adorano le stelle. Quando un uomo, perché poi quest'altro di cui dipendiamo dipende il nostro punto di riferimento e l'uomo ha un bisogno irreprimibile di appartenere a un altro. Per cui il segreto dell'uomo non è appartenere, lo stiamo vedendo. Quando non appartiene si distrugge se stesso. Il segreto del successo dell'uomo è appartenere a qualcuno più grande di lui. E quando ha dato questo salto,
l'uomo ha cominciato a misurarsi dalle stelle che ha personificato pure attraverso il mito e ha cominciato a guardare alla natura da su in giù. E lì ha cominciato il dominio, non bisogna aspettare la Bibbia per cominciare il dominio. Probabilmente le grandi civiltà nacquero dalla possibilità di misurare il tempo in cicli lunghi, sì da poter domesticare la pianta, perché l'animale è facile da domesticare, la pianta è molto difficile. È qui che mi sono perso. Il grano cui dobbiamo la civiltà occidentale, o il mais, o il riso, che sono i cereali delle altre civiltà, suppongono centinaia e centinaia di anni di esperimenti, perché il grano che noi abbiamo muore, è domestico, morirebbe in natura. Il trittico selvaggio, spelta si chiama in italiano, è praticamente sterile perché è preparato per propagarsi tramite il vento. Dunque il grano si scioglie dalla spica e va col vento. Invece il nostro grano, grazie al quale sopravviviamo, ha 100 volte più grani, come dice il Vangelo, 100 volte più grani, però attaccati alla spiga, non cadono perché sarebbe uno spreco. E questo grano è stato inventato lungo grandi cicli. Però l'uomo, prima di adorare i dei stellari, non aveva grandi cicli di vita. Aveva solo, semmai, la luna, il mese, ma l'anno è la scoperta, l'anno è la grande scoperta dell'uomo antico che ha permesso il sorgere delle grandi civiltà, dell'Egitto, della Mesopotamia, eccetera. Però adesso veniamo al dunque. Lei ha parlato giustamente che è un soggetto collettivo. L'uomo, dopo divinizzare gli astri, si è liberato dagli elementi prossimi della natura, però ha divinizzato lo Stato, ha divinizzato il soggetto collettivo. Potremmo dire così, per essere veloci, che il secolo XX è una sorta di restaurazione del Neolitico, nel senso che ha ridivinizzato lo Stato. E ne abbiamo tanto sofferto con questa ridivinizzazione dello Stato. Lo Stato moderno ridiventa assoluto. E guardate bene com'è interessante nella retorica barocca per riassolutizzare il potere dei principi, lo chiamano il Sole, di nuovo. Il Re Sole. E le bandiere dei grandi totalitarismi del XX secolo sono piene di stelle, perché è rimasto nel nostro inconscio che il fondamento del potere politico è che il nostro sovrano è figlio degli astri, Ra era discendente dal Sole. Anche l'imperatore del Giappone fino al 1945 era discendente di Amaterasu, il Sole. E l'imperatore della Cina era figlio del cielo. Cielo, inteso come firmamento, la passione dei cinesi per il calendario, era una passione religiosa che i gesuiti hanno scoperto bene per evangelizzare. Il calendario è un artefatto religioso. Il calendario nasce quando gli astri diventano dei. Adesso, siccome l'uomo paleolitico riusciva ad obbedire ai suoi capi, perché la sua nozione di potere era di famiglia, come io obbedisco a mio padre, io obbedisco al capo tribù, perché i vincoli politici sono semplicemente il fatto di avere un antenato comune. Quando la scala societaria cresce un po', questo antenato diventa un po' mitico, fantasioso, però basta. Però le grandi civiltà, gli Aztechi o Alessandro o la Cina, com'è che riescono ad avere milioni di uomini sotto uno stesso potere? Tramite la divinizzazione del sovrano fondata nella discendenza dai dei e tramite la schiavitù. Sono civiltà tutte basate sulla schiavitù, che è una cosa buona, perché la schiavitù in latino si dice servus. Gli autori, io l'ho scoperto in questi autori che sto studiando. Servus viene da servare. Loro erano convinti che gli schiavi erano quelli originariamente destinati alla morte perché vinti. Però queste grandi civiltà scoprono che c'è la possibilità di inserire il vinto nella società del vincitore. E dunque tra questi due meccanismi, uno orizzontale e un altro verticale,
si sono inventate le grandi civiltà, però in queste grandi civiltà l'uomo non ha ancora scoperto la sua dignità. Invece lui può avere questo senso di riverenza per la natura se viene liberato, se scopre un Dio più grande della natura e un Dio più grande dello Stato, allora sì, si libera dalla schiavitù della natura e dalla schiavitù dello Stato e può, come San Francesco, mantenere l'incanto, la riverenza, sia per l'appartenenza civile, per i legami familiari che i romani chiamavano pietà e noi potremmo chiamare patriottismo tranquillamente, non è un peccato essere patrioti, e il senso di riverenza verso la natura, verso gli animali, verso i fiori, che non sono nostri nel senso che li abbiamo fatti, ci sono stati dati e la loro meraviglia viene dal fatto che ci parlano dal loro autore. Dunque non è incompatibile questo senso che avevano gli antichi con la liberazione che queste civiltà supponevano per la dignità del singolo uomo. Una volta un mio allievo, è già tardi e dunque finisco con questa, un mio allievo mi ha convinto a vedere un film che mi ha fatto tanto male. Si chiama Apocalisse, è una cosa ambientata negli Aztechi. E io avevo una grande venerazione per gli Aztechi, ho studiato, ho fatto un corso di antropologia e gli Aztechi e soprattutto il loro calendario mi ha interessato tantissimo. E io sapevo teoricamente che questa civiltà poggiava sull'adorazione dello Stato e sulla schiavitù dei vinti. Lo sapevo, però vederlo così in un film crudamente mi ha fatto tanto male che io ho pensato, io mai più parlerò ai miei allievi con nostalgia degli Aztechi, perché era come avere nostalgia del nazismo. Talmente erano la incapacità di scoprire la dignità del povero, la dignità del semplice, la dignità del malato. Questa è una cosa che, signori, solo riusciamo a scoprire se dietro ad ogni uomo e ad ogni creatura scopriamo un autore che non possiamo invocare invano, giustamente, ma se lo scopriamo. E se non lo scopriamo, allora andiamo di male in peggio. Questo è l'unico dialogo onesto che possiamo avere. Grazie, scusate. Un po' troppo lungo, scusate. Thank you very much, Professor De Miranda, and thank you for coming and participating in this session. So, good night everybody. Thank you very much. E tante grazie di avermi permesso di parlare italiano.